La mia personale posizione, oggi qui a Verona, piuttosto che in giro per il mondo, è sempre chiara. Io sono per la libertà di scelta delle donne, sono per il totale rispetto non solo di loro ma anche di chi fa scelte sentimentali che non vengono ritenute ordinarie. Per cui l'omofobia, la vera malattia è l'omofobia. Prima mossa, sbaragliare il campo dagli equivoci. Il terreno d'altronde è minato. Omosessualità, aborto, ruolo delle donne e relatori di un certo oltranzismo sul tema. Il governatore Luca Zaia è la patata bollente di un congresso, quello mondiale delle famiglie, che ogni giorno si arricchisce di polemiche. Più di una settimana al meeting di Verona e gli stracci volano già da un po', anche nel governo gialloverde, che ha trovato un nuovo terreno di scontro, se ce ne fosse stato bisogno. Pentastellati contro, Lega a favore, con Salvini e il ministro Fontana presenti all'evento. Ma la bufera è di nuovo dietro l'angolo. La deputata PD Giuditta Pini oggi all'attacco come tutto il partito. Il ministro Lorenzo Fontana spiega, rispondendo alla Camera a una mia interrogazione sul patrocinio al Congresso Mondiale delle Famiglie, ha detto che non ha ricevuto nessuna richiesta di ritiro né formale né in forma privata. Quindi i sottosegretari Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora del Movimento 5 Stelle stanno mentendo da 2 settimane. E se la polemica odierna si incentra proprio sul patrocinio del governo tolto o meno al Congresso, da giorni il PD regionale chiede che almeno Palazzo Balbi agisca di conseguenza. Ma guardi, la posizione della Regione è trasparente, nel senso che ci è stato chiesto il patrocinio che abbiamo garantito e abbiamo dato. Si fanno un sacco di polemiche, io per primo sono andato a documentarmi, leggo i giornali, vedo che si dice che c'è una relatrice che ha fatto una proposta per la pena di morte di gay, ma guardate, io ce le ho con quelli che sono fissati con l'omofobia, figuratevi. Sono andato a vedere e poi ne viene fuori che questa signora, da quel che si legge, non era neanche parlamentare e dicono che la proposta è stata presentata 2 anni prima da altri. Al di là di questo, se i temi restano nel binario della sostenibilità, sono temi che hanno diritto ad essere trattati come tutti gli altri. Cercheremo di capire poi fino a che punto le convinzioni personali vengono espresse e fino a che punto la libertà altrui viene lesa, ma al momento attuale vedo che ci sono dei relatori che parleranno di temi che assolutamente sono temi sulla carta assolutamente affrontabili, poi vedremo cosa accadrà. Insomma, per il numero 1 della regione resta sacra la libertà di parlarne, ma fa in qualche modo capire che si dovrà vigilare sugli sviluppi della contestatissima 3 giorni, anche perché su certi temi, dice, proprio la nostra regione ha fatto da capofila. E se in Veneto le donne a 50 anni possono avere il sostegno per 3 tentativi alla fecondazione assistita, lo debbono a me, che ho affrontato le polemiche planetarie dei fondamentalisti, per cui figuratevi se mi fanno paura.